Buonasera, siamo in compagnia del dottor Francesco Azzori, sindaco di Arbus, che ci ospita proprio nella sua stanza del comune, per un'intervista che ci ha concesso. Volevo chiederle, signor sindaco, per quanto riguarda proprio la campagna elettorale, come è stata vinta? Beh, i miei competitori sostengono che la mia lista con me, quindi non io da solo, nella lista da solo, abbia vinto la campagna elettorale grazie al fatto che era in campo una frantumazione politica. Sicuramente questo ha avuto la sua influenza. 5 liste in un comune che è un comune come tutti gli altri, dove il voto amministrativo diventa un voto di conoscenza, un voto di clan, un voto di famiglia. Sicuramente tutto questo ha avuto una sua influenza. Ma io sostengo e rispondo a chi mi dice questo, soprattutto ai miei competitori: non lo so se abbiate ragione. Io, quando ho deciso di presentare la mia lista e di scendere in campo, l'ho fatto, non dico convinto che avrei vinto, ma sperando di poter comunque vincere con 5, con 4, con 3 liste anche, perché 3 sarebbe stato il minimo delle liste presenti. Voglio dire che va ricordato che quando ci sono 5 liste in campo ci sono 5 liste per 17 competitori. Quando ce ne sono 3 per 17 competitori, e comunque la gente è chiamata comunque a fare una sua riflessione, una sua valutazione su 3 candidati a sindaco. Se sono 3 le liste, su 5 se sono 5, su 5 liste se sono 5 liste, su 3 liste se sono 3 liste. Quindi io credo che, non per falsa modestia, ma avevamo le nostre buone chance di vincere anche se le liste fossero state di meno. E non lo dico per superbia, ma lo dico perché durante la campagna elettorale ho incontrato la gente, ho fatto il comizio pubblico, sono tornato all'antico, come si suol dire, perché la gente ne ha le tasche piene della politica moderna e probabilmente preferisce la vecchia politica fatta del rapporto umano, fatta del porta a porta, come si suol dire, piuttosto che la politica mediatica. Io non ci credo molto nella politica mediatica, credo che la politica sia soprattutto un rapporto tra chi si propone e chi ti deve dare la fiducia, chi si propone per governare e chi ti deve dare la sua fiducia perché tu governi. Quindi, guardi, credo che abbiamo vinto grazie a una lista di giovani profondamente rinnovata, che ha individuato nella mia persona la persona esperta, dicono loro, quello che mi ha viste di cotte e di crude, ma c'è sempre bisogno di unire, usiamolo tra virgolette, l'esperienza con l'entusiasmo, con la voglia di fare, con la motivazione profonda. Io ho messo insieme 16 ragazzi, 17 con me. Io non sono un ragazzo naturalmente, però mi sento diversamente giovane. Tutti bravi, tutti presentabili nel vero senso della parola, tutti i ragazzi affermati, su cui la gente ha fatto una riflessione attenta e ha detto: forse questi ragazzi sono i ragazzi giusti per poter tentare un cambiamento di rotta in questa situazione. Quindi il sindaco di tutti da un certo punto in poi. Guardi, su questo io l'ho scritto a chiare lettere. Qui è Arbus che deve vincere, finita la campagna elettorale deve essere finito tutto. Io sto togliendo in giro, perché giro molto, molte volte dedico il sabato a camminare a piedi per il paese, per incontrare la gente, per ascoltare le loro esigenze, ma anche le loro preoccupazioni, le loro paure, le loro delusioni, parliamoci chiaro. E devo dirle che comunque la speranza c'è ancora, ma perché la speranza diventa un fatto obbligato, è un'esigenza che ognuno di noi deve avere nel proprio animo, quindi
il Paese ha ancora le risorse per potersi riprendere, per una inversione di rotta. E questo non sa di accusa verso gli altri, guardi, verso quelli che ci hanno preceduto. Io non sono di quelli che vogliono scaricare sugli altri le responsabilità sono di tutti, di chi ha amministrato ma anche di chi non ha amministrato, perché c'è bisogno io ho scritto che c'è bisogno dell'aiuto di tutti quelli eletti ma anche di quelli non eletti, in termini di stimolo, in termini di proposta, in termini di sostegno anche morale a chi è impegnato in prima linea, perché sono 5 anni durissimi quelli che ci aspettano. Lei ha fatto una campagna elettorale praticamente su 3 punti. Il primo è quello dello sviluppo per l'intero territorio arborense. Dopo 6 mesi si è già mosso in questa direzione, suppongo. Cosa avete già fatto? Guardi, ci siamo mossi a tutto campo. Abbiamo ricercato, ma anche trovato, devo dire, ascolto in tutti quelli che sono gli interlocutori istituzionali, deputati per affrontare le problematiche del nostro territorio, dalla regione alle province, alla provincia nostra prima di tutto, ma noi abbiamo anche parlato, avuto degli incontri con la provincia di Oristano, perché siamo confinanti e anche con loro stiamo portando avanti misure POR, per esempio. Quindi voglio dire, con tutti gli enti regionali, con gli assessorati ai quali abbiamo chiesto impegni precisi, ma anche gli enti regionali come il Parco Geominerario, come l'Igea, come l'Ente Foreste, abbiamo seminato molto. Io adesso, più che voler enumerare tutte queste iniziative, le dico che sono convinto che fra poco cominceremo a raccogliere. Siete sulla buona strada. Però quando lei parla di sviluppo per l'intero territorio non può che essere così, è inutile segmentare il territorio. Il territorio è l'unica ricchezza che ci è rimasta e si chiama appunto territorio, non si chiama costa, non si chiama entroterra, si chiama territorio, nella sua valenza così assunta nella sua totalità, nella sua interezza. Perché territorio vuol dire sì costa, ma vuol dire anche valenze ambientali dell'interno, vuol dire parco geominerario, perché vede il parco geominerario, è vero che ci sono 130 comuni dentro il parco, ma il parco è soprattutto ad Arbus, soprattutto a Guspini, soprattutto a Iglesias, a Carbonia, voglio dire, dopodiché parco Flumini Maggiore, il parco è qui, quindi è qui che deve anche essere dispiegata l'azione del parco. Poi ci vogliamo credere, il parco sta attraversando forse un momento di crisi, ma noi abbiamo detto anche al commissario che noi ci crediamo e vogliamo che funzioni. All'Igea abbiamo chiesto lo stesso di dedicare tutte le attenzioni possibili al recupero dei villaggi minerari. Non ha senso tenerli così, abbiamo detto decidetevi, vendete i ruderi, dateli a chi li vuole acquistare per recuperarli, c'è tanto affetto che è un retaggio del passato per i nostri villaggi minerari e io sono convinto che il ripopolamento dei villaggi minerari sia possibile ed è possibile solo se si dà l'opportunità alla gente di tornare e per tornare però gli devi dare l'opportunità di ricrearsi la casetta senza stravolgimenti, nel rispetto delle tipologie, quindi della storia, dell'identità, tutto questo. L'Igea come sta lavorando secondo lei? Le devo dire che con l'Igea noi abbiamo un buon rapporto. L'Igea sta lavorando in termini imprenditoriali, dovrebbe secondo noi, anche secondo me, ragionare in termini di ente regionale preposto per un obiettivo e non può essere un obiettivo a termine infinito, deve essere un obiettivo a breve termine, cioè dobbiamo capire anche noi che cosa vuol fare l'Igea da qui a fra 5 anni, da qui a fra 10 anni, ma il discorso non può durare in eterno, non è che si vuole un altro carrozzone, un altro ente, ma mi pare che il Presidente abbia in questo senso le idee chiare anche sul Consiglio di amministrazione. Noi abbiamo un buon rapporto, stiamo collaborando e stanno venendo incontro alle nostre esigenze. Le dirò che questi giorni addirittura hanno fatto un sopralluogo a Pozzogal perché noi abbiamo chiesto il recupero della galleria da Pozzogal a Pireddu per renderla visitabile, perché siamo convinti che i nostri cantieri minerari che non hanno un tratto di galleria visitabile non siano in competizione con le altre realtà similari come Porto Flavia o come Galleria Henry.
Quindi anche questo può essere un'opportunità anche di lavoro sia per i giovani. Così come ci sta mettendo a disposizione aree bonificate IGEA per creare delle attività di service camper o camper service, come si chiamano, ospitare i camper, consentire ai camper di avere i servizi e contemporaneamente di rispettare l'ambiente, perché senza queste aree i camper, vi lascio immaginare che cosa vanno a combinare. È un fenomeno ingovernato, alla situazione attuale ingovernabile, ma che necessariamente deve essere governato, altrimenti consuma l'ambiente questo fenomeno senza lasciare nulla, e noi ci stiamo provando. Quindi a proposito di questa, della costa arborese, esiste proprio una delega in provincia che sovrintende alla costa, a tutto quello che significa ambiente, costiero e così via. In che rapporti siete in questo caso con l'assessore o comunque anche con l'istituzione provincia? Guardi, i rapporti sono prima di tutto corretti, all'insegna della massima correttezza, ma anche della massima collaborazione, nonostante le posizioni politiche diverse che noi dimentichiamo facilmente, perché di fronte a un interesse prioritario come quello della difesa del territorio, quindi dello sviluppo del territorio, non ci sono posizioni politiche che tengano. Noi abbiamo un buon rapporto con il Presidente Tocco, un buon rapporto con la Giunta, in particolare con l'assessore De Fanti, che è anche assessore al litorale di Arbus. Io ho sempre ringraziato la provincia fino ad oggi, anche se fino a 6 mesi fa ero consigliere provinciale di opposizione. Un'opposizione critica sempre, ho fatto tante proposte, credo che il nostro rappresentante stia continuando a farlo, stia proseguendo la sua attività su una scia già aperta, già tracciata, lo sta facendo molto intelligentemente. Arbus è all'interno della provincia parte notevole, parte sostanziale, parte significativa. C'è poco da, non può essere trascurato questo territorio. Alla provincia va dato atto di avere portato avanti campagne vere e proprie per la sicurezza delle spiagge, la pulizia stessa delle spiagge, ma le dirò anche una mano d'aiuto nel ritiro dei rifiuti, che è poca cosa rispetto alle esigenze, però c'è stata. Ultimamente la provincia ci ha fatto un ritiro settimanale del secco residuo non riciclabile delle isole ecologiche. È stata una mano importante d'aiuto. In questo momento, per esempio, stiamo lavorando con la provincia ad un piano di videosorveglianza in chiave ambientale, che vuol dire che nelle posizioni più critiche, no? Si cercherà di attuare questo programma di videosorveglianza, più critica nel senso di tutela dell'ambiente. L'intento è quello di coinvolgere il corpo forestale regionale di vigilanza ambientale per vedere se possono essi gestire queste telecamere mobili da spostare di volta in volta, perché per quello che le dicevo prima, il territorio è quello che ci è rimasto e ce la vogliamo giocare bene, questa carta ce la vogliamo giocare bene, poi le dirò di alcune opportunità importanti che ci stanno presentando.